Ha tutta l'aria di una provocazione la vendita all'asta della Scala dei Turchi, ma è un appello realmente lanciato dal proprietario della famosa Marna Bianca di Real Monde, Ferdinando Sciabarrà, attraverso il Corriere della Sera all'uomo più ricco del mondo, Elon Musk. Questa è l'ultima notizia di quella che appare ormai come una saga interminabile, fatta di recinzioni dell'aria, marce politiche, sequestri giudiziari, cause nelle aule dei tribunali e siparietti televisivi. Ad essere contrapposti ed antagonisti il comune di Realmonte, rappresentato dal sindaco di turno, oggi Sabrina Lattuca, prima Lillo Zicari, ed il proprietario della Scala dei Turchi, Ferdinando Sciabarrà, rappresentato dallo studio legale di Giuseppe Scozzari. Adesso Sciabarrà lancia un appello al proprietario di Tesla, che ha da poco tempo acquistato anche Twitter. Queste le sue parole. Dopo un anno di mancate promesse metto all'asta la Scala dei Turchi e lancio un appello ad Elon Musk affinché possa comprarla e proteggerla. La dichiarazione di Sciabarrà è indirizzata principalmente al comune di Realmonte e alla regione Sicilia. La regione, sottolinea Sciabarrà, l'anno scorso promise di interessarsi alla gestione e l'amministrazione comunale, invece di realizzare i controlli, ha riaperto una causa civile per rivendicare il bene attraverso l'usucapione. Inoltre la preoccupazione del proprietario della Scala dei Turchi e del suo legale riguarda soprattutto la difficoltà di gestire l'afflusso di gente in una zona che è stata più volte dichiarata a rischio crollo. Lo stallo, prosegue Scozzari, ci preoccupa perché temiamo per le responsabilità che possono derivare da tanta indifferenza. Non abbiamo la forza di gestire il flusso in sicurezza perché nessuno si faccia male, ha affermato Sciabarrà, che ha poi concluso: se le istituzioni siciliane non sono capaci, ben venga qualcuno come Musk, purché la renda fruibile, gratis, come abbiamo fatto noi da sempre.